Ci sarà una sedia vuota a ricordare che qualcuno è, non lo so, evidentemente scappato da un confronto. Spero che ci sia un'altra possibilità. Avrei sperato di poter incontrare il Ministro e parlare finalmente dei temi dei quali dovrebbe occuparsi il Ministro, l'immigrazione e l'integrazione. Guardi, l'unica persona che ha avuto paura è il ministro Chieng, ha avuto paura di confrontarsi sui contenuti, evidentemente sapendo che le sue idee sono talmente fragili rispetto alla realtà dei fatti, è chiaro che ha dovuto trovare evidentemente una scusa per non partecipare. Peggio per lei. Penso anche che se domani mattina ci fosse qualcuno che rinnova con una battuta, un'offesa o un post su Facebook, avrebbe il dolo e anche la colpa grave, perché arriva dopo tutta una serie di riflessioni e dibattiti che avrebbero dovuto fugare ogni dubbio a chiunque sulla gravità di questi fatti. Con il Ministro parliamo di immigrazione, parliamo di integrazione e lasciamo perdere tutte le altre cose. Non è venuta, io non so i motivi, secondo me perché ha paura di confrontarsi con le nostre idee e il nostro modo di vedere di essere italiani, ovvero padani. Direi che semplicemente si è appigliata agli attacchi da parte di alcune persone per evitare un confronto sui contenuti. Io penso che sia una scusa, che non sia venuta perché, come ha dimostrato anche nel confronto fatto col nostro sindaco di Verona, va in crisi quando entriamo nelle discussioni. Probabilmente si è reso conto che le sue teorie sono difficili da portare avanti, per me è una scusa. E io penso che il Ministro avrebbe potuto venire e ha perso sicuramente un'occasione per venire a portare quali sono le sue idee, visto che oggi è lei che ha in mano un Ministero importante.